Buongiorno a tutti cari amici, vediamo oggi una partita del 12° turno del Tata Steel. I risultati decisivi sono avvenuti nelle scacchiere più in basso, i giocatori per esempio lo scontro diretto tra Ghiri e Abdusattorov è terminato con una patta, quindi Abdusattorov mantiene il vantaggio a 8 punti, 7 a 7,5 soltanto Ghiri. Carlsen è a 7 dopo la partita di oggi, di cui non vi anticiperò il risultato. Quindi Abdusattorov molto probabilmente, se non succede qualcosa di strano, domani vincerà il torneo. Ma guardiamo oggi la partita di Carlsen, che ha giocato per vincere contro Praganda, contro questo giovane ragazzo indiano, c'è da chiamarlo bambino prodigio, ma forse no, perché ha già 2684 puntielo, quindi è più forte anche di moltissimi veterani. E in questa partita una peculiarità, non anticipo per ora il risultato, ma vi dico solo che sulla scacchiera appariranno, in tempi differenti, ma ben 5 donne. 5 donne in una sola partita. Caspita, questo è molto una cosa che non succede spesso. Vediamo cosa è successo. Ok, qua Carlsen ha giocato cavallo F3, vuole tirarla per le lunghe, non gioca né di 4 né 4, gioca un'apertura chiusa. Cavallo F6, C4, quindi una reti barra inglese, C4, C5, reti barra inglese simmetrica, cavallo C3, cavallo C6. Ora esistono i sistemi con G3, Carlsen opta per i sistemi con E3. E6 di 4, D5 tutto è simmetrico. A questo punto Carlsen gioca A3, che è una mossa utile, e diciamo lascia al nero decidere se continuare ad aspettare magari con A6 oppure se cedere la tensione catturando in D4 in C4. Nero gioca D per C, alfiere per e A6. Il nero avrebbe potuto catturare subito e per D creando una struttura con il pedone isolato. Ecco, in questa struttura A3 può essere utile perché poi spesso uno dei piani è creare le batterie contro l'arrocco, no? Diciamo che qua aspetta Praganda a definire la struttura. A questo punto Carlsen gioca alfiere D3. Ed è interessante. Il nero potrebbe correre il rischio che magari se il nero giocasse alfiere E7, magari Carlsen prende e quindi l'alfiere, il nero che ha già un tempo in meno, se ora prende con l'alfiere, il nero ha lo svantaggio del tratto in più, ha perso un tempo. Carlsen potrebbe giocare B4, alfiere B2 al rocco e giocare una posizione simmetrica con un tempo e mezzo in più, dove il suo vantaggio già da un secolo fa è stato, il vantaggio del bianco è dimostrato che è grande. Un esempio è la partita Rotlevi-Rubinstein, che forse è una delle partite più belle della storia, vinta da Rubinstein, dove era una posizione così simmetrica, ma poi la partita è esplosa. Se qualcuno volesse vederla lo può scrivere nei commenti e si potrebbe presentare in un video in futuro. Comunque Praganda ovviamente conosce i classici, vuole evitare tutto questo e quindi si decide a liquidare la tensione C per D e per D. Carlsen ha un pedone isolato, una possibile debolezza, ma il pedone dà anche al bianco più spazio in apertura. Il bianco ha dei possibili avamposti in E5 e in C5, il bianco vuole arroccare, occupare la colonna aperta e prepararsi magari, se il nero gioca uno sviluppo normale, ad attaccare su questa diagonale con la batteria. E A3 è utile perché se c'è la batteria alfiere C2 donna D3, il cavallo non può saltare in B4 forzando il cambio dell'alfiere campo chiaro. Prevedendo l'idea del bianco, ok, la mossa più normale è alfiere E7. Praganda gioca G6, una mossa molto strana, ma il principio è interessante. Diciamo, è molto interessante mettere l'alfiere in fianchetto contro il pedone isolato, come apprendiamo da tante aperture come la variante Tarrasch. E diciamo che già una batteria con alfiere C2 donna D3 picchierebbe contro il granito e quindi non avrebbe nessuno scopo. Quindi è bello che a questi livelli i giocatori sanno anticipare la preparazione delle minacce dell'avversario, non solo anticipare delle minacce, ma anticipare quando l'avversario minaccia di minacciare. Quindi prima ancora che il bianco inizi a creare la batteria, il nero gli dice no, qua il tuo alfiere e la tua donna non fanno nulla. Ok, a questo punto allora Carlsen gioca alfiere G5, mossa molto logica, alfiere G7, alfiere E4. Allora, uno dei concetti chiavi, Carlsen probabilmente non aveva preparato questa apertura,
Probabilmente era una novità G6 per lui. Gioca, o magari ce l'aveva nei suoi appunti ma non ce l'aveva fresca, era una mossa molto secondaria, gioca alfiere 4 e gioca seguendo i principi. Allora prende il controllo di queste case importanti, potrebbe voler spingere il pedone isolato per liberarsi dalla debolezza, visto che contro il fianchetto potrebbe non essere in grado di generare un attacco. Se nero arrocca, Carlsen potrebbe voler giocare D5 ma ha il re ancora al centro, quindi probabilmente se nero se ne infischia e arrocca, Carlsen avrebbe voluto creare anche lui un pedone isolato nella posizione nera, e a questo punto D4 è tanto debole quanto C6. Ecco, ora Carlsen potrebbe giocare cavallo E4 sfruttando che il cavallo nero è inchiodato, e poi giocare torre C1, cavallo C5 bloccando il pedone C, arroccando, e appunto qua ci sarà la lotta, no, tra la debolezza in D4 contro la debolezza in C6. Bisogna tenere presente che nero ha la coppia degli alfieri, ma codesto alfiere è orribile, non può uscire in queste caselle, è bloccato dal pedone 6, non può andare in A6 perché è bloccato dal pedone in A6, dovrà forse difendere solo il pedone in C6, un triste destino, quindi forse il bianco sta un po' meglio qui. Diciamo che qui il nero avrebbe potuto giocare alfiere D7, forse aveva paura che magari Carlsen giocasse D5 in futuro, D5 per esempio, che è l'altra idea che ho menzionato prima, potrebbe essere giocabile, soprattutto se nero non ha rocca e quindi non ha la torre da mettere sulla colonna E. Diciamo però che Praganda gioca un'altra idea che è cavallo E7. Allora cavallo E7 ha l'idea di controllare la casa in D5, evita il cambio in C6 ed evita la spinta, due piccioni con una fava come si suol dire. È molto importante nella lotta contro il pedone isolato bloccare la spinta di tale pedoni. Il bianco gioca H4. Una mossa più normale era Rocco, ma non so se è dovuto dal genio di Carlsen oppure dall'allenamento con AlphaZero oppure da tutte e due le cose, perché il genio da solo non esiste, no? Il genio e il talento si affinano con il duro lavoro, quindi Carlsen allenandosi con AlphaZero o con allenatori secondi analisti che usano AlphaZero ha ben chiare queste idee di H4, quindi come dicono gli scacchi ipermoderni, quando non sai cosa fare spingi il pedone H per iniziare, no, già a creare fastidi. Per esempio se il nero arrocca si potrebbe pensare a cambiare e giocare H5 e chi lo sa, no? Potrebbero esserci dei problemi, magari donna D2, arrocco lungo, H per G6, donna H6, no? Con minacce non da poco, davvero geniale questa mossa. Il nero gioca H6, alfiere per. Ecco qua, adesso il nero, Carlsen gioca donna D2, ecco questa è una mossa, è una posizione nuova, quindi è ovvio che Carlsen non può giocare in modo perfetto, nessuno gioca perfetto, né Carlsen né i motori, né uomo e motore, perché anche nel gioco per corrispondenza, ovvero quando sono permesse analisi uomo e motore, c'è tempo magari una settimana per pensare una mossa. Se ci fosse un gioco corretto le partite dovrebbero finire tutte patta, no? Invece finiscono con vittorie e sconfitte, quindi vuol dire che la complessità degli scacchi è immensa e anche i campioni del mondo sbagliano. Ecco, in questa partita sarebbe stato meglio giocare H5 per aprire la posizione, G5 per tenerla chiusa e poi donna E2. L'idea di donna E2 è impedire tanto cavallo D5 come cavallo F5 per via dell'inchiodatura del pedone E. Poi Carlsen potrebbe voler anche arroccare lungo, aprire la posizione oppure preparare cavallo E5 F4. Diciamo che H6 e G5 lascia al nero una, la direi, un po' indebolita, no? Anche approcci un po' più tranquilli come torre D1, arrocco corto e D5 erano possibili. Bene, Carlsen gioca donna D2, che va bene, il nero non può arroccare. Ecco, qua l'unica cosa è che Praganda sbaglia, gioca una cosa standard, cavallo D5, questa era una posizione, non è una posizione tanto standard. Era meglio giocare cavallo F5 facendo pressione sul pedone. E senza paura di alfiere per, perché dopo alfiere per si cede la coppia ecco, i due alfieri ora sono molto forti, anche questo alfiere potrebbe uscire, il nero potrebbe giocare un arrocco artificiale, con solo due cavalli è molto difficile attaccare il nero. Il bianco potrebbe tenere il pedone con arrocco lungo che è rischiosissimo, torre D1, allorché il nero potrebbe giocare H5, no? Evitando H5, no? E è vero che il bianco potrebbe spingere in D5, ma probabilmente se il bianco spinge in D5 si apre il gioco, con la coppia degli alfieri il nero dovrebbe poter pareggiare, no? Perché non so, se arrocca su D per E6, non so, alfiere per E6 si aprono gli alfieri, no? Una posizione interessante per entrambi. Cavallo D5 sembra dare al bianco un vantaggio. Carlsen gioca H5 punto esclamativo, G5 e cavallo E5. Anche il cavallo occupa un forte avamposto.
Ora l'alfiere torna in G7, anche perché magari il bianco in ogni momento poteva giocare cavallo G4 con pressione contro l'alfiere e il pedone H6. A questo punto il bianco ritarda molto lo sviluppo e Carlsen gioca alfiere per. Perché gioca alfiere per? Per aprire la colonna E, ora si arrocca, ora ci sono idee di giocare torre 1 F4, che è un attacco terribile. Questo cavallo in questo forte avamposto è davvero una spina nel fianco per il nero, si blocca l'alfiere in G7, anche questo alfiere non è che sia granché, è bloccato dal proprio pedone in D5. Alfiere 6, torre 1, arrocco, e a questo punto, ecco, qua sembra che forse Carlsen non gioca la più precisa, la mossa più precisa sembra F4, con idea di continuare anche con F5, e su G per no, si apre abbastanza la posizione nell'ala di donna. Però Carlsen gioca un'altra mossa decente, molto buona, che è torre 3, si potrebbe voler giocare anche F4 in futuro, poi mettere la torre in G3, una buona mossa d'attacco. Alfiere F5, donna di 1, punto esclamativo, la donna vuole andare in F3, magari in B3 per fare pressione sulle debolezze sull'alfiere nero. Torre 8, torre 1, perché no? Torre 1 è molto interessante, probabilmente c'erano anche dei colpi tattici ma erano molto difficili. Un colpo tattico interessante poteva essere catturare in F7, perché questa è una mossa da prendere in considerazione, perché su Re per F7, torre F3 inchioda l'alfiere, no? Che ha dei problemi. Per esempio su donna D7 potrebbe seguire magari anche un G4, no? Perché l'alfiere è inchiodato. È vero che si indebolisce un po' il re bianco, ma il re nero è più debole, questo alfiere un po' limitato dai propri pedoni, anche D5 è debole. Il bianco sarebbe meglio. Magari a Carlsen dava fastidio re 6, ipotizzo, ma su re 6 segue torre 1 allontanando il re, poi si cattura in F5 e si vince. Su alfiere E4, forse davvero il nero qua sta esagerando, donna B3 inchiodando il pedone in E5 minacciando la presa in E4, probabilmente vince. Su re D6, non so, donna B4, re C7 o re D7, non lo so, torre F7, no? Con attacco, poi si può prendere in B7 con un attacco devastante. Quindi cavallo per forse era una mossa eccellente, ok, sfuggita a Carlsen, ma torre 1 va bene, era un colpo tattico difficile. Cavallo per, alfiere E6, cavallo A4, i cavalli si dirigono in entrambi gli avamposti. B6, torre B3 facendo pressione, donna C7, ecco questa è una posizione molto difficile, il nero ha anche la coppia degli alfieri, quindi il bianco deve essere preciso, sembra che qua forse torre per B6 potesse essere meglio. Carlsen prende in B6, ma il problema è che dopo torre B8, ora il cavallo deve tornare in A4, ecco qua, torre per, a questo punto alfiere per E5, punto esclamativo, forse questo è sfuggito a Carlsen, che ora a torre per E5 potrebbe seguire donna C1, no? Scacco, non si può parare lo scacco con la torre, il re va in H2, allora segue donna F4, con attacco contro il re e contro il pedone in D4. Cioè se si para lo scacco cade D4 ed è grave, questo cavallo è un po' nell'ala e il pedone D5 è passato. E dopo D per E5, donna 5 forte attaccando la torre, si fa pressione sul cavallo e a volte potrebbe seguire anche una scoperta con D4, quindi qua il nero ottiene del controgioco. Donna D1 difendendo anche la torre, alfiere G4, punto esclamativo perché la donna è sovraccarica su donna per G4, segue donna per E1. F3, a questo punto alfiere D7, non si perde tempo per prendere H5, alfiere D7 si attacca il cavallo che si muove e a questo punto donna C5, con l'idea di guadagnare un tempo per poi giocare D4. Dopo D4 c'è un attacco sul pedone in C3, cioè sul cavallo in C3 e sul pedone in E5. E a questo punto è difficile, no, la posizione del bianco. Cioè il bianco ha un pedone in più, però questo pedone è passato, se il cavallo si sposta, non so, per esempio in B1, il nero prende in E5 e sta meglio, pedone passato, alfiere più forte del cavallo. Se il cavallo contrattacca D4, torre per E5 impedisce al bianco di prendere in D4, no? Perché se si prende in D4 poi c'è l'inchiodatura, no? E cade la torre in E1. Quindi su cavallo E4 il nero può prendere in E5 con scacco, con ottima posizione. Quindi a questo punto Carlsen, diciamo che pensa e sfodera una mossa eccellente, torre E4. Si fa pressione sul pedone, ora D per C3 unica, e poi donna per D7 attaccando la torre, e fin qui tutto bene. Perché ora Carlsen dice, il nero sposta la torre, il bianco dice, noi prendiamo in C3, tutto in ordine, abbiamo i pezzi attivi, il materiale ok, possiamo attaccare su re, ma a questo punto la mossa sorprendente C2 intermedia. A questo punto il bianco prende la torre con scacco, il re deve muoversi, ma ora come parare la promozione?
Ora parare la promozione è un problema. Se ora il bianco gioca torre E1, il nero potrebbe promuovere, oppure potrebbe anche giocare donna F2 attaccando la torre e minacciando minimo di ottenere la patta, per esempio. Su torre C1 si potrebbe ottenere la patta così perlomeno, no? Questo è un problema, ora scacco perpetuo. Ora il bianco non deve fare il furbo, perché se va per esempio in F1 potrebbe anche rischiare di perdere, no? Perché la donna si avvicina a zigzag e magari cade la torre del bianco. Quindi è pericolosissima la posizione. Qua probabilmente la partita dovrebbe finire patta, no? Re H2, donna H4, eccetera. Quindi è terribile qua la situazione. Ecco quindi che Carlsen gioca B4. Carlsen contrattacca la donna del rivale. Se il nero promuove, a questo punto cade la donna. La donna si muove mantenendo intatte le minacce. E ora, che cosa aveva in serbo il bianco? Ora non si può più giocare torre 1. Ora vediamo l'idea da punto esclamativo, da 2 punti esclamativi. F4 controgioco. L'idea è continuare con F5, F6, continuare un portentoso attacco contro il re nero. Ora, se nero prende in F4, torre per F4 sarebbe devastante. Ci sono minacce di matto. Se per esempio il nero promuove a donna è tutto finito. Per esempio torre per F7 da scacco matto immediatamente. Ora il nero gioca C1, donna, ed è, ecco, la terza donna che appare sulla scacchiera. Ecco, a questo punto F5, l'attacco continua, si minaccia F6. Ora F6, re H7, donna per F7. Se nero prende in A3, F6, re H7, donna per re H8, donna G7 matto. Nero difende il pedone, F6, scacco, re H7 unica, donna F8. Ora il bianco ha la donna in meno, la donna per la torre, ma minaccia bianco, minaccia matto. Ecco che allora il nero giocherà una mossa da doppio punto esclamativo, donna per E5, sacrificando la donna in più per cercare il perpetuo, la patta per scacco perpetuo contro il campione del mondo. Donna F4. Ora per esempio G3 non aiuta perché ci sarebbero scacchi perpetui così. H3, donna F1, su re G4 continuerebbero sempre gli scacchi perpetui perché re F5 addirittura sarebbe un suicidio. Però ok, si può giocare re H3 e poi c'è lo scacco perpetuo. Re H2, donna F2, re H1, donna F1. Carlsen gioca per vincere. Gioca re G1, re F2. Ora si può tornare con re in G1 perché se il nero cattura la torre prende matto, però il nero continuerebbe a inseguire il re bianco dando scacco, quindi per sottrarsi al perpetuo il re deve scappare nell'ala di donna e si perde la torre con scacco, ma ora il re si avvicina all'ala di donna. Ora dare scacchi significherebbe portare il re bianco da questa parte, si cattura il pedone in A6, poco a poco il nero può perdere, quindi il nero elimina F6, il nero elimina le minacce di matto. E ora siamo entrati in questo finale con pedone pari, chi sta meglio? Allora nel finale di donne la regola è che vince il pedone più veloce, quindi ora Carlsen porta al centro la donna per evitare perpetui, il bianco manovra un po', porta il re ad attaccare A6 e ora il bianco vuole spingere la sua maggioranza. Ora il nero gioca donna di 1, ora A5 con l'idea poi di sacrificare il pedone per spingere il pedone A, il pedone più veloce vince perché la donna impedisce al re avversario di avvicinarsi in difesa. Donna G1, donna di 4. Ora se si cambiano le donne il finale di pedoni è vinto per il bianco perché potrà sacrificare il pedone per andare a donna. Il nero prende in G2, il nero ha un pedone in più ma conta il pedone più veloce, B5. A Carlsen non interessa nulla che il nero possa prendere il pedone perché seguirebbe A6 e ora il pedone del bianco è il pedone più minaccioso. Quindi G4, anche Praganda conosce questa regola tecnica del finale di donne, B per A6, G3, l'unica salvezza è il contrattacco. A7, ora il bianco minaccia donna di 8 scacco e promuovere, donna 8, impedendo la promozione per il momento. Re di 6, difendendo il pedone, G2, anche questo pedone veloce. Carlsen gioca re 5, non si sa mai, magari il re vuole andare a tenere a bada questo pedone, vuole creare reti di matto. Se il re bianco andasse in H2 poi si potrebbe giocare donna B6 e B8. Donna F3, impedendo al re bianco di accedere a questo pedone, bloccandolo per poi andare ad appoggiare il proprio pedone con la donna.
Bianco gioca donna di 8, re H7 e promuove. A questo punto, se il nero promuovesse, inizierebbero gli scacchi da parte del bianco, anzi il nero ha la donna in presa. Ora il nero, ecco, questa è la quarta donna che compare sulla scacchiera. Ora il nero avrebbe potuto prendere in A8 e promuovere, ma inizia a dare scacco. Il nero ha la donna in meno ma vuole continuare a dare scacco, che è impossibile, no? Evitare lo scacco perpetuo se si muove solo il re. Addirittura se il re va in F5, ora tutti gli scacchi sono controllati, il nero potrebbe anche promuovere a donna, no? Quindi Carlsen a questo punto gioca donna D4, donna per, re per, e ora fa la comparsa la quinta donna. 2 donne per il bianco, 3 donne per il nero nella scacchiera. A questo punto il nero ha un pedone in più, ma chi sta giocando per vincere? La partita sarà patta per perpetuo, ma il nero deve prendere la patta perché il bianco è il pedone più veloce. Re di 3, e ora ovviamente il bianco non può sottrarsi agli scacchi, ma il nero, anche ecco qua, re 4, e non è stata la mossa, che è un'infilata, probabilmente qua i giocatori hanno firmato la patta, hanno centralizzato i loro re. Diciamo che qua era scacco perpetuo. Il nero non può giocare per vincere perché se esagera, addirittura in questo caso il bianco cambia le donne e poi vince col suo pedone più veloce, no? Il pedone del bianco è più veloce. H4 a 6, H3, ora andiamo a frenare il pedone, no? E poi il bianco vince, ma il nero ovviamente è saggio, non prova a vincere, continua a dare scacco perpetuo, il bianco non può parare gli scacchi con la donna, non può evitare gli scacchi. Partita patta, 5 donne alla scacchiera, davvero fantastico, spero che la partita vi sia piaciuta e vediamo domani chi vincerà il torneo, staremo tutt'occhi.